Benvenuti a Veneto in Transizione. Oggi torniamo a parlare di Grande Guerra, ma questa volta ci concentriamo sull'aspetto tattico-strategico con il nostro ospite in studio, il generale Italico Cauteruccio, presidente onorario dell'Associazione Alpini Paracadutisti. Benvenuto, grazie per essere qui con noi oggi. Volevo iniziare appunto chiedendole cosa differenzia la Grande Guerra rispetto alle guerre precedenti da un punto di vista tattico-strategico. Moltissimo, diremmo che è una novità assoluta perché la Grande Guerra è il portato della rivoluzione industriale, cioè tutte le guerre fino alle napoleoniche erano abbastanza semplici, le armi erano semplici, le modalità erano semplici. Gli eserciti non erano numerosissimi, si scontravano delle formazioni armate in aperta campagna, probabilmente chi vinceva la battaglia, gran parte delle volte vinceva la guerra. Invece la Grande Guerra è avvenuta avendo a disposizione dei mezzi, delle armi nuove, di cui si percepiva alquanto le possibilità di effetto, ma non completamente, perché bisogna provarle. Se lei pensa che hanno inventato gli aeroplani, artiglierie di grosso calibro, la chimica, agenti chimici, hanno inventato i siluri per le navi, gli aeroplani, i carri armati, insomma praticamente tutte queste cose sono entrate da protagoniste in fasi diverse, ma hanno complicato le cose, al punto tale che mentre prima sostanzialmente la guerra era di movimento, si scontravano gli eserciti, chi perdeva si ritirava oppure dopo qualche tempo rifaceva un'altra battaglia oppure finiva la guerra se non aveva più risorse. E invece è successo che la guerra di movimento, proprio in forza di queste nuove armi, si è fermata, è diventata una guerra di posizione, perché le armi erano tante e cotante che a un certo punto impedivano la mobilità. Le faccio un esempio. La mitragliatrice è stata una novità assoluta, avevano già adoperato gli americani nella guerra civile del 61, 861-65, però la adoperavano non completamente per quanto poteva presentare come impiego. Invece nella prima guerra mondiale l'hanno ridotta come dimensioni, l'hanno resa più portatile e ha cominciato a produrre degli effetti deleteri, al punto tale che chi si difendeva da una posizione stabile con una mitragliatrice aveva sopraffazione nei confronti di chi veniva all'assalto, anche se era una massa numerosa, perché un uomo posizionato in un certo posto con questa mitragliatrice era come se fossero stati 100 fucilieri che sparavano. Non solo, ma chi si difendeva per proteggersi scavava una trincea, quindi quest'uomo era anche protetto. Poi la guerra di posizione ha imposto anche che ci fosse un ulteriore impedimento dei cordoni reticolati di più ordine, per cui chi attaccava automaticamente aveva un sacco di difficoltà da superare. Era esposto al tiro delle mitragliatrici, per cui a un certo punto anche lui si è dovuto fermare, fare una trincea pure lui, e ogni tanto si uscivano uno da una parte, dall'altra si scontravano, eccetera. Quindi questo in setta sintesi è stato il cambio grande. E poi la Grande Guerra rispetto alle guerre precedenti ha coinvolto 30 stati nel mondo, è diventata europea, ha mobilitato mi pare 70 milioni di soldati in tutti i continenti, perché dal Giappone, e poi a un certo punto, quando è finita, come lei sa, sono spariti 4 imperi, quello zarista, quello germanico, quello austriaco e quello ottomano, e la leadership del mondo è passata agli Stati Uniti, praticamente perché loro sono intervenuti alla fine per dare il colpo di grazia agli imperi centrali, quindi questo è stato un po' il quadro. Quindi da guerra di movimento diventa guerra, una guerra di strategia totalitaria, anche perché per far fronte a una guerra che durava di più, perché prima le guerre duravano pochissimo, i vari stati si sono spesi in tutti i settori, nell'economia, nell'industria, hanno dovuto modificare l'assetto industriale da un'economia di pace a un'economia di guerra. La popolazione è stata coinvolta in maniera piuttosto, infatti ci sono stati milioni di morti durante la prima guerra mondiale, sono stati una decina di morti, 10 milioni di morti militari e 10 milioni di morti civili, però con la spagnola
l'epidemia spagnola siamo arrivati a 65-70 milioni di morti, quindi è stata una cosa un'ecatombe, quindi ha sconvolto tutto la prima guerra mondiale. Quindi l'introduzione delle nuove armi, le dimensioni, la durata e tutto. gli esiti della Grande Guerra la differenziano appunto da tutte le guerre precedenti. L'Italia come ha combattuto, diciamo, fino alla disfatta di Caporetto aveva sopportato la guerra? L'Italia, come lei sa, è entrata un anno dopo aver cessato diciamo, l'alleanza come belligeranza con l'Austria e la Germania, ha chiesto la neutralità benevola, nel senso che non era nemica, però a un certo punto è stata sollecitata dalle opposte fazioni perché si schierasse, siccome era guerra di regolamento, un partner in più da una parte o dall'altra era sempre utile. E praticamente la Triplice Intesa ci ha offerto il Trentino Alto Adige, la Venezia Giulia, e siamo passati con la Francia, la Germania e la Russia. E certo che l'Italia, quando è intervenuta, sebbene sia intervenuta un anno dopo, si è trovata di fronte al terreno, al fronte peggiore di tutti, perché noi dovevamo assalire, attaccare la cornice di montagne che stabilivano il limite confinario dell'Italia, cioè, c'era tutto il Trentino, poi c'erano le Dolomiti verso la Pusteria, poi c'era il Carso e tutta la zona dell'Isontino che dovevamo attaccare in salita praticamente, il che era estremamente complicato, anche perché i nostri avversari, gli austriaci, avendo avuto del tempo e non fidandosi di noi sempre, anche quando eravamo alleati, tant'è vero che avevano fatto dei forti in tutti i valichi. La cosa è molto complicata perché non sono mai stati degli alleati fedeli, hanno sempre cercato di ricordarsi che l'Italia era quella che li aveva portato via il Lombardo-Veneto, eccetera, per cui erano sempre lì. Mentre allora, per l'Italia era effettivamente una posizione noi d'attacco. non ci fedevamo neanche tanto degli austriaci, perché insomma si pensi che il terremoto di Messina del 1908 a un certo punto volevano assaltarci perché avevamo tutto l'esercito che scavava. E lì, insomma, cose di questo genere. Vabbè, dicevo... La devo interrompere per lanciare la pubblicità, ma poi continuiamo, torniamo tra pochissimo. Bentornati, stiamo parlando di Grande Guerra con il generale Cauteruccio. Generale, nella battaglia del Solstizio, che ruolo ha avuto il Montello? È un ruolo delicatissimo perché la posizione del Montello, che è quel rilevato collinare che è allo sbocco del Piave in piano, a prima vista poteva sembrare un punto forte di chi si difendeva perché era al di qua nelle nostre linee, ma invece era una difficoltà enorme difenderlo perché il Montello, che sembra un dosso di balena, non è così liscio. Era una selva di robinie, poi le caratteristiche morfologiche erano degli anfratti, delle doline, delle vallette, eccetera, il che comportava una scarsissima visibilità, il che coinvolge la difesa perché la difesa che si è cercati di adottare in quelle circostanze era una difesa un po', anziché frontale, diciamo lineare sul bordo del Piave, era anche sviluppata in profondità, in modo da poter essere una specie di difesa elastica, se non che proprio questa morfologia un po' elaborata impediva il coordinamento tra un caposaldo e l'altro, quindi i tiri non erano coordinati. Se lei pensa che quando hanno attaccato nella battaglia del Solstizio hanno aggredito la parte nord orientale, sono passati dopo aver bombardato le prime linee con l'artiglieria in maniera vistosissima e poi anche con nebbiogeni e poi anche con lacrimogeni, c'era già nebbia di suo in quella circostanza, praticamente i nostri soldati non hanno potuto avvertire la penetrazione che avveniva
in queste circostanze, proprio perché il terreno era rotto. Infatti sembrava che l'esercito italiano avesse perso ormai. Beh, insomma, ovviamente sono penetrati sulla fronte di 8 km, una profondità di 5-6 km, sono arrivati alle nostre artiglierie che erano posizionate dietro, ma ripeto, perché gli austriaci erano in favore di tempo, nel buio, con la nebbia. Se i nostri sparavano, perché c'erano dei settori di tiro che incrociavano i fuochi, vedevano la vampa e venivano avanti con i lanciafiamme, avevano la migliore. Per cui è stato un periodo molto rischioso. Infatti di tutta la battaglia del Solstizio nel fronte del Piave il Montello ci ha dato molto da pensare. Abbiamo sprecato tantissime riserve e purtroppo erano impiegate a spizzico perché non si vedevano, non erano coordinabili e sempre in quantità. Abbiamo prima adoperato le riserve immediate e poi quelle strategiche e finalmente, grazie all'intervento dell'aviazione, dell'artiglieria che bombardava i passaggi. Ma prima di arrivare a questo punto volevo portarla proprio sul Montello perché siamo stati lì a girare un reportage, quindi adesso vi mostreremo il servizio. Siamo arrivati alla sommità del Montello, precisamente alla cosiddetta Valle dei Morti. Un punto critico dove l'uragano di ferro e di fuoco di quei giorni nella battaglia del Solstizio ebbe questo come epicentro. Siamo allo sbocco della strada numero 8 che scende alla Piave. Questa è una delle 21 cararecce a Cavaliere del Colle che intersecano il territorio montelliano. Uno dei simboli più tristi, un vero e proprio simulacro di quell'uragano di fuoco. Pensate, questo è un castagno che fu del tutto sfrondato dai tiri di artiglieria. È testimonianza muta e tragica di quello che avvenne. La valle sottostante a noi, il nome lo richiama, conferma le centinaia di vittime in un punto nevralgico dove arrivava la nostra terza linea difensiva. Ecco, poi in generale c'è stata una ribalta perché le sorti si sono invertite. Sì, perché non potendo essere alimentati al di là del Piave, perché la nostra artiglieria bombardava i passaggi, i ponti, le passerelle, eccetera, l'aviazione italiana che era in superiorità mitragliava e bombardava anche lei. A un certo punto è mancata l'alimentazione, nonostante fossero valorose truppe che si miseravano, ma non avevano munizioni, non avevano i viveri, a un certo punto avevano anche problemi di sgombrare i feriti. Insomma, è stata una crisi per cui la spinta non è stata più alimentata. Infatti la battaglia del Solstizio, ricordiamo che si chiama battaglia della fame. Da parte degli austriaci, perché loro hanno tentato la battaglia del Solstizio sperando di sfondare gli italiani, di trovare gli stessi italiani che avevano ceduto sul Caporetto e quindi di vincere la guerra. Non solo, ma era la battaglia della fame perché si erano riforniti per mesi con tutto quello che avevano razziato nel Veneto, invadendolo. E i soldati potevano mandare 20 kg, mi pare, al mese di cosa in famiglia, perché morivano di fame in Austria. Quindi a un certo punto speravano di avere, perché altrimenti non potevano più continuare la guerra, come difatti dopo qualche mese è successo. Perché loro avevano bisogno di avere delle nuove provviste, perché l'entroterra, gli imperi centrali erano circondati, tutti gli uomini del fronte, eccetera, per cui hanno avuto questo grosso problema. Il Montello è anche tristemente noto per la caduta di Baracca. Esatto, Baracca che è stato il primo pilota da caccia italiano, decorato di medaglia d'oro un mese prima che morisse. Lui era l'asso degli assi perché comandava la 91esima squadriglia da caccia, che era stanziata a Quinto di Treviso, 15 aerei SPAD, e lì erano riuniti tutti i piloti migliori, tutti avevano abbattuto qualche cosa.
Questa squadriglia deve pensare che in quei mesi avevano abbattuto 100-120 aerei avversari e Baracca aveva vinto 34 vittorie dopo 65-66 duelli aerei, e in quella fase si era abbassato a mitragliare le colonne avversarie del Montello. E come si può concepire da terra, pur terrorizzati, perché faceva molto spavento a quei tempi un aereo che poi non erano mai soli, venivano uno dietro l'altro. A un certo punto sparavano coi fucili, con le mitraglie, quindi questi piloti in quegli aeroplani di tela e di legno rischiavano moltissimo, e purtroppo è successo che l'asso degli assi è stato colpito qui. Non si capisce bene se da una scheggia, qui ci sono diverse versioni, da una scheggia di uno shrapnel oppure da un colpo di fucile. Ecco, vediamo il servizio, perché siamo stati proprio in quel luogo. Siamo arrivati sul Montello, siamo dinanzi al sacello di Baracca. Difficile parlare di Baracca in 2 parole, ma lancio la sfida ad Alessandro. Sei pronto a coglierla? Con piacere. Chi è Baracca? Francesco Baracca era un maggiore dell'esercito, non dell'aviazione, perché non era stata ancora costituita come arma, era una specialità dell'esercito, un po' come gli alpini e i bersaglieri. Gran parte degli ufficiali che per ardimento e coraggio avevano espresso la volontà di volare, e così fecero a migliaia, in realtà provenivano dall'arma della cavalleria o del genio prevalentemente. Conseguì 34 vittorie, quindi meritatamente venne accreditato come l'asso degli assi, cioè l'aviatore italiano più coraggioso, il vero simbolo di coraggio, ardimento e straordinarie capacità di nobiltà militare. Questo era Francesco Baracca, morì a 30 anni, abbattuto il 19 giugno del 1918, quindi in piena battaglia del Solstizio, nella 5ª giornata della battaglia del Solstizio, mentre mitragliava o tentava di mitragliare le numerosissime truppe austriache a terra. Tra l'altro una curiosità, che il cavallino della Ferrari è in realtà il simbolo di Baracca, che fu donato a Enzo Ferrari dalla madre. Sì, dalla contessa Biancoli. Infatti la rappresentazione della Ferrari nel riproporre il cavallino rampante come mito legato all'ardimento e alla velocità viene mutuato da chi voleva proporre le auto più veloci. Bene, con la sola doverosa variante che il cavallino rampante nero verrà inserito all'interno di un campo giallo, che è quello che rappresenta il simbolo della città di Modena, essendo Maranello un comune della provincia di Modena. Ecco, si dice che Baracca portasse l'aereo come fosse un cavallo. Sì, sì, aveva lo spirito del cavaliere. A un certo punto si è discusso molto sulle versioni, perché gli austriaci si sono arrogati il merito di averlo abbattuto, un aeroplano biposto che era lì, però insomma è discutibile. La versione più attendibile è quella che sia stato. C'era anche chi diceva che un pilota a quei tempi si sparava in testa perché non avevano paracadute, piuttosto di bruciare o quindi si sparava in volo, ma questo non è il caso, perché la sua pistola non è stata trovata. Un'altra figura da ricordare è quella degli arditi. Gli arditi sono stati un'invenzione durante la Prima Guerra Mondiale, un po' sofferta, perché inizialmente i reparti di livello battaglione prendevano dei soldati scelti particolarmente coraggiosi, perché servivano per azioni particolari. Poi hanno pensato, a somiglianza di quanto facevano gli austriaci e i tedeschi, che erano le Sturmtruppen, di fare dei reparti arditi, cioè metterli assieme. Questo era contrastato un po' dalla base, perché portavano via i soldati migliori per fare dei battaglioni di tutti questi valorosi. Comunque ha avuto credito, perché bisognava sfondare le trincee, quindi ci sono dei ragazzi che... Quindi questi qui erano dei soldati scelti, volontari,
avevano un soldo particolare, non stavano in linea come gli altri, venivano tenuti alla mano e venivano lanciati quando si trattava di un'offensiva con delle modalità particolari, magari senza preparazione d'artiglieria, perché loro avevano delle bombe a mano, dei pugnali, e piano piano si era diffusa l'idea da parte del nemico che questi erano terribili, per cui a un certo punto il successo dipendeva anche dal terrore che avevano. Loro conquistavano una trincea e dopo la cedevano alla fanteria che veniva a presidiarla, se no che subito dopo c'era un rincalzo, un ritorno offensivo da parte del nemico, e tante volte questi poveri fanti dovevano mollare, gli arditi erano arrabbiati perché toccava andare. Comunque è stato un corpo che ha sfondato dappertutto. C'era un battaglione di arditi ogni corpo d'armata, cioè ogni 2 divisioni, che veniva impiegato proprio come riserva straordinaria, diciamo. Infatti su Monte Grappa c'era il 9° battaglione d'assalto del generale Messe, quello che poi ha comandato in Russia nella seconda guerra mondiale, che ha fatto delle cose strabilianti. Erano dei ragazzi che non morivano come mosche perché gli sparavano addosso, ma loro erano caricati così, erano veramente eroici. Chiaramente era un reparto da guerra, in tempo di pace li hanno sciolti, perché oltretutto erano anche un po' irrequieti, perché andavano in un bar, mettevano una bomba a mano e pagavano la consumazione con una bomba a mano. Vabbè, sono stati valorosissimi. Generale, io la ringrazio per il suo intervento. Per così poco. Vi do appuntamento alla prossima puntata di Veneto in Transizione.